ampia. Questo voto è un voto che ha avuto un risultato che è stato condizionato da un'astensione al voto piuttosto marcata da parte dell'elettorato di centrodestra. Essenzialmente l'elettorato di centrodestra, diciamo, su 10 elettori che non si sono recati al voto, 7 o 8 sono dei motivi. Il motivo è che io penso che Lega e Fratelli d'Italia si sono posti in maniera molto distonica rispetto al tempo che il Paese stava vivendo. Oggi gli italiani sono tutti impegnati in un grande sforzo collettivo che cerca di far ripartire il Paese dopo la pandemia che non è ancora alle nostre spalle, ma che vuole serietà nel lavoro, che le istituzioni sono chiamate a fare, che non ammicca, diciamo così, a minoranze molto esigue e molto sovrarappresentate nei social e anche qualche volta nei mezzi di comunicazione più tradizionali, rumorose, i Novax, eccetera. E come dire, le ambiguità che Fratelli d'Italia e la Lega con questi voti hanno intrattenuto, credo che sia stato uno degli elementi che ha disorientato quell'elettorato e che invece ha rafforzato una adesione a una credibilità e una serietà del Partito Democratico rispetto a questi tempi. Il Partito Democratico è stato il partito che durante questi 2 anni molto complicati che stavano alle nostre spalle ha cercato sempre di incarnare un approccio molto serio, molto responsabile, anche con scelte, diciamo così, difficili. Poi magari ne parleremo, visto la mia provenienza geografica, rispetto al normale vita delle comunità, però ha cercato sempre di spiegare cosa era necessario fare e di dare una direzione di marcia che coerentemente è stata portata avanti, col piano di vaccinazione che ha portato risultati importanti, che è cresciuto, quindi una proposta e una posizione chiara nei confronti del Paese responsabile. E poi credo che ci sia stata una forte sintonia tra l'impegno del Partito Democratico anche in questi mesi e l'avvio dell'esperienza del governo Draghi. Io ho sempre detto nel dibattito interno del Partito Democratico che l'agenda Draghi è l'agenda del Partito Democratico, non perché ci deve essere un'adesione acritica a chi in questo momento ha la responsabilità di guidare il governo, oppure che il senso di responsabilità si fa andare oltre le questioni di merito, ma perché i punti fondamentali dell'azione che il governo intende realizzare, continuare con le politiche per fronteggiare la pandemia, rilanciare il Paese dopo la fase post-pandemica, lavorando sulla crescita e sulle questioni del lavoro, mantenere il Paese chiaramente saldo nei suoi pilastri di riferimento geopolitico, con particolare riferimento alla dimensione europea. Ecco, tutti questi elementi che costruiscono l'agenda fondamentale del governo Draghi sono stati vissuti dall'elettorato italiano come elementi che il Partito Democratico è stato capace di rappresentare. È il primo tempo che l'abbiamo ricevuto, ci sono valutaggi importanti che devono essere ancora fatti e quindi è bene continuare in questo impegno, anche perché abbiamo città importanti che concludono il loro ciclo elettorale e penso che avere sindaci capaci sia fondamentale, perché nei comuni viene un pezzo del lavoro e dell'aiuto al raggiungimento degli obiettivi del piano nazionale di rilancio e del PNRR, di resilienza. Adesso appena visto il sito di Padova abbiamo parlato di alcune delle questioni appunto che percettano scelte che Padova deve essere chiamata a fare, sta facendo, lo ha già fatto, deve portare avanti, che sono dentro il filone contenuto del PNRR. Quindi è bene avere sindaci seri, sindaci capaci, che facciano le cose, perché i soldi, le grandi risorse che l'Europa ha messo in campo, che sono stato un passaggio, e questo lo sottolineo spesso, sono stato un passaggio fondamentale dal punto di vista politico rispetto all'orizzonte e al destino del progetto europeo, perché lì davvero abbiamo rischiato che il progetto europeo potesse avere un colpo esiziale, però devono essere poi spese, concretamente spese, i progetti con programmi chiari
con scadenze da rispettare e con obiettivi da raggiungere, non si scherza. Ecco.